Napoli è stata a lungo la capitale del mestiere più antico del mondo, la capitale della prostituzione. Ce lo racconta anche Salvatore Di Giacomo nel suo libro Storia della prostituzione, perché fin dall'epoca vicereale Napoli si è dotata di strumenti legislativi in qualche modo per isolare le prostitute in alcuni luoghi della città. I cattolicissimi re spagnoli tolleravano la prostituzione, però chiedevano che il tutto fosse concentrato in una zona, e fin dall'inizio del Cinquecento sarà Don Pedro de Toledo il primo a isolare le prostitute nella zona di Sant'Antonio Abate, dove oggi è Obbubri Sant'Antonio Abate, creando quella che verrà detta la zona dell'Imbrecciata, la zona quella della famosa porta, che è dentro, chi è fuori. E fu così che dal Cinquecento all'Ottocento l'Imbrecciata, ecco, si popolò di taverne, di balordi, di prostitute. Anche i cattolicissimi re Borbone, anche la dinastia Borbone, siamo davanti a Carlo, tollerò in qualche modo la prostituzione, anzi Ferdinando I a fine Settecento decretò che l'Imbrecciata fosse l'unico luogo in cui si potesse esercitare liberamente la prostituzione. Nel 1855, molti anni dopo, suo nipote Ferdinando II, quello della rivoluzione industriale, costruisce addirittura un muro di cinta, ecco, per chiudere definitivamente il quartiere della prostituzione. Si poteva fare, ma era meglio che nessuno guardasse. All'indomani dell'Unità d'Italia, con l'arrivo dei Savoia, la prostituzione divenne niente poco di meno che monopolio dello Stato italiano. Solo lo Stato poteva gestire l'amore, le case chiuse, le case d'appuntamento, arrivano i prostriboli, le case di piacere, le case di tolleranza, i casini, i bordelli, insomma, i bordelli di Stato. Le regole dei casini erano stabilite dallo Stato. Ogni 15 giorni c'era la visita dei tubisti, nome orribile per definire appunto il mestiere di ginecologo. Nei casini di Stato non giravano denaro contante, c'era la marchetta, che era un gettone, una moneta che in qualche modo garantiva la consumazione della marchetta, ed ecco perché quando qualcuno ancora oggi in lingua napoletana vuole dubitare sulla rettitudine morale di una donna, usa dire che la va facendo in marchetto. Oppure quando qualcuno vuole mandare qualcuno a quel paese, esatto, dice ma va a fare in marchetto, va. Le regole erano apparentemente ferree. Una delle regole era che ogni 15 giorni c'era anche la turnazione delle donne, bisognava cambiare, e questo serviva perché bisognava evitare il fenomeno dell'innamoramento. I clienti si innamoravano delle prostitute molto spesso. Ci sono tante biografie di napoletani illustri che ci raccontano il loro rapporto con i casini di Stato, non era nulla di considerato disdicevole. Tullio Pironti, l'editore Boxer, in un suo libro ci racconta che lui frequentava la pensione Gianna e appunto gli capitò di perdere la testa per una delle signorine a pagamento, ma anche lo stesso Luciano De Crescenzo frequentava, guarda caso, la stessa pensione Gianna, che era Vico Melofioccolo, che diceva che la mattina c'era una pace, un silenzio e egli poteva tranquillamente studiare. Lui studiava alla facoltà di ingegneria. Anche Lino Banfi, nonno Libero, ci parla della sua prima esperienza in una casa d'appuntamento a via Sergente Maggiore, lì ai quartieri spagnoli, e lui si trovava a Napoli il giorno del suo 18° compleanno, ma dovette mostrare il documento di identità. Solo i maggiorenni potevano entrare. Per ricostruire l'ambientazione di quello che erano i casini di Stato fino agli anni 50, siamo venuti qui, a Sant'Anna di Palazzo, una strada dei quartieri spagnoli, dove c'era all'ingresso a uno dei casini più famosi di Napoli, un casino di prima classe, che era il casino La Suprema. Era il casino dove si raccontava, ma forse solo una leggenda, i padri portavano i figli per lo svezzamento. Nei casini il prezzo era stabilito dallo Stato, non è che uno può contrattare. I militari avevano uno sconto del 50%, come al cinema, insomma, veramente era E c'erano pure quelli che, come devo dire, venivano solo per, insomma, un po' per respirare l'aria del casino, solo per guardare, e venivano detti i flanellisti, che era quello che in francese era flaneur. I flanellisti però potevano guardare e non toccare, prima bisognava acquistare la marchetta. Arriviamo a grandi falcate al nuovo secolo, il fascismo tollerò naturalmente le case d'appuntamento e anche l'Italia ipocrita un po' del dopoguerra continuava a tollerare l'immondo mercimonio che è del commercio del corpo di una donna, fino
al 20 settembre 1958, quando una senatrice socialista, Lina Merlin, fece approvare la famosa legge Merlin, quella che diede finalmente fine all'immondo mercimonio. Chiusero le case d'appuntamento in Italia. Ma a Napoli, naturalmente, le cose andarono un po' diversamente. Qui siamo all'interno del casino La Suprema. No, non è che ha riaperto, è semplicemente stato aggregato a un famoso hotel napoletano che ha ricostruito le ambientazioni degli anni 50. È il casino, ecco, dell'epoca del commissario Ricciardi. Infatti in questo luogo proprio Maurizio De Giovanni ha trovato ispirazione per scrivere uno dei suoi più famosi libri, Vipera. La legge Merlin fu approvata il 20 marzo del 58 e diceva: di qui a 6 mesi, alle ore 24 del 20 settembre, i casini cesseranno di esistere alle ore 24. In realtà nessuno ci credette, i napoletani pensavano: ma secondo te il mestiere più antico del mondo, ma vedrai, faranno una deroga, una proroga. Poi invece le cose andarono proprio per quel verso giusto, i casini chiusero davvero, e quando i napoletani capirono che davvero si faceva sul serio, cominciarono a pensare che bisognava celebrare appunto l'ultima settimana in cui era possibile fare l'amore a pagamento in maniera legale. E il problema è che a Napoli le cose vanno sempre in maniera un po' più complicata, perché il 20 settembre era un sabato sera, gli ultimi giorni furono quelli più affollati da queste parti, ma il 19 settembre era San Gennaro e ti pare che uno, insomma, il giorno del santo patrono vada alle prostitute? Ecco perché quella sera del 20 un mare di napoletani, militari, borghesi, insomma migliaia e migliaia di persone volevano celebrare quell'ultima sera dei casini. E come fare? La fila avanzava molto lentamente. Si racconta che all'Hotel dell'Allegria a Piazza Carità facesse il giro del palazzo, pure qua al Casino La Suprema la fila arrivava fino al ponte di Chiaia e avanzava piano, e i napoletani in fila cominciano a essere rissosi. Stavo prima io, stavi prima tu, anche perché lì la preoccupazione era una. Verso le 9:30, 10 cominciò a serpeggiare il panico. La legge dice: alle ore 24 cesseranno di esistere, e che è capace che non veniamo serviti. E allora cominciarono le liti. Fu necessario l'intervento di una circolare prefettizia, perché Napoli è sempre una città particolare, che chiarì che chi avesse acquistato la marchetta entro le ore 24 avrebbe avuto il diritto di consumarla entro il giorno dopo. E fu così che, mentre in Italia naturalmente i casini chiusero quel sabato 20 settembre 1958, a Napoli chiudettero il 21 settembre, che Napoli è sempre una città speciale.